Alle 18 ore italiane è iniziato ufficialmente il secondo mandato di Donald Trump, 47esimo presidente degli Stati Uniti, presente al giuramento, spostato all'interno di Capitol Hill a causa del freddo intenso di queste ore, insieme a diversi ex presidenti americani e rappresentanti di paesi da tutto il mondo, la premier Giorgia Meloni, unica leader europea a Washington. La sua presenza non solo una semplice formalità, ma una sorta di missione per trovare un canale di dialogo sui dazi per i prodotti europei annunciati già in campagna elettorale dal tycoon. Una prospettiva che preoccupa le categorie. Confartigianato Imprese e Marca Trevigiana teme in una frenata dell'export della provincia trevigiana, al 13° posto in Italia e seconda in Veneto per le esportazioni negli USA. Nei primi 9 mesi del 2024 il suo export è cresciuto di 29 milioni, pari al 3,1% in più. Dello stesso periodo il Veneto ha invece perso il 4,8% dell'export a stelle e strisce, che resta il terzo mercato regionale. La Presidente del Consiglio, che prima della partenza per l'America aveva avuto un confronto con la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, in un momento di pausa tra le varie celebrazioni della giornata, ha avuto un colloquio con Trump, al centro proprio la questione dazi. Mi auguro che così non sia, mi auguro che si possa lavorare per evitare una politica di questo genere che rischierebbe davvero, penso alle nostre aziende medie e piccole, di dare un colpo molto pesante. Mi auguro davvero che la Presidente Meloni, che è l'unica esponente che è stata invitata europea ed è lì oggi a Washington, sappia far valere gli interessi italiani. Ecco, prima gli italiani, prima i veneti, prima di altri, ecco, forse è bene ricordarcelo. Certo invece del ruolo che potrà avere la premier Meloni da qui ai prossimi mesi con Trump, il presidente della 9ª commissione permanente al Senato, Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare, Luca De Carlo. Qualcuno dimentica però che il governo Biden 2 miliardi di dazi all'Italia li ha già messi, quindi partiamo già da quella base. Credo che il rapporto proficuo che ci sia tra l'Italia e il suo Presidente del Consiglio e Trump ci aiuterà anche in questo caso a non avere un effetto negativo sull'economia italiana. Io sono molto fiducioso.